Non quadrano i conti elaborati nelle tabelle allegate al bilancio consolidato dell'esercizio finanziario 2019, per il quale l'amministrazione comunale di Favara, guidata dal sindaco Antonio Palumbo, aveva chiesto l'approvazione al Consiglio comunale. Proprio alla fine dell'esposizione della delibera da parte del dirigente del settore, dottor Gerlando Alba, il consigliere comunale d'opposizione Alessandro Pitruzzella, documenti alla mano, ha evidenziato come le tabelle non erano corrispondenti e che in pratica il bilancio non quadrava, per cui si chiedeva all'amministrazione di ritirare il punto e verificare l'inghippo. Dopo un attimo di smarrimento e a seguito di successiva verifica e consultazione con il dirigente, il sindaco ha ritirato il punto. Ma sentiamo il consigliere Alessandro Pitruzzella. Ma è chiaro che io, come mia consuetudine, studio gli atti e mi sono accorto che le tabelle avevano dei dati completamente errati, dove c'era una somma, c'era una sottrazione, eccetera, eccetera, e quindi i dati, i conti, come si suol dire, non tornavano e ho chiesto di ritirare. L'amministrazione si è resa conto che ovviamente le mie osservazioni erano corrette, a parte che questo bilancio consolidato, la situazione non è felice per il comune di Favara, perché diciamo le partecipate sono piene di debiti, in questo bilancio consolidato manca l'osservazione, quindi non si sa quanti debiti e quanti crediti abbiamo nei confronti delle partecipate. Questa diciamo è una cosa che hanno anche rilevato il collegio dei revisori, che mi dispiace che non erano presenti, e mi dispiace che l'amministrazione non abbia controllato i numeri di un atto così importante. Che cosa comporta? Comporta che ovviamente l'abbiamo ritirato, dovranno sistemare le osservazioni che ho fatto e poi si dovrà riportare di nuovamente in consiglio per votare, con la speranza che questa volta siano stati più attenti e non abbiano commesso errori. Tutto facile per il successivo punto inserito all'ordine del giorno, ovvero la presa d'atto dell'annullamento del decreto del direttore generale dell'assessorato regionale al territorio e ambiente, il numero 4 del 2019, che aveva approvato le variazioni del PRG del comune di Favara, per cui rimane operante il piano regolatore generale che era stato adottato con delibera del commissario ad acta nel 2015. Per chiudere la trattazione dell'ordine del giorno mancava solo il terzo punto, ovvero l'approvazione del programma triennale opere pubbliche 2023-2025. Dopo la breve e convincente esposizione del dirigente del settore e la richiesta di inserire una nota che impegna l'amministrazione comunale a predisporre un piano di ampliamento della rete di illuminazione pubblica di diverse contrade di Favara che ne sono prive, condivisa ed integrata praticamente da tutti, anche a questo punto sembrava poter riscuotere l'approvazione unanime da parte del Consiglio comunale. Ma inspiegabilmente al momento della votazione viene meno il numero legale, in quanto ben 10 consiglieri dei 21 presenti ad inizio di seduta alla chetichella e senza proferire parola abbandonano l'aula, per cui alla presidente Miriam Mignemi non resta che chiudere la seduta e rimandare tutto d'un'ora. Nessuno ha giustificato tale azione. Anche al successivo appello non si raggiunge il numero legale, per cui la seduta è stata aggiornata alle 24 ore. Il giorno successivo, ovvero ieri sera, nuova seduta con la positiva votazione del piano triennale delle opere pubbliche per le annualità 2023-2025.